Saluti, vi ringrazio, buon pomeriggio a tutte e a tutti per essere qui anche stasera nella nostra biblioteca Concetto Marchesi per questo ultimo appuntamento della stagione con i venerdì culturali. Una serie di incontri di questa stagione che è iniziata il 6 ottobre ed è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura del Comune di Battaglia Terme, la Biblioteca Comunale Concetto Marchesi nella figura della nostra bibliotecaria Maurizia Rosada e il gruppo culturale del venerdì coordinato da Lucia Boaretto. La collaborazione è partita già l'anno scorso ed è stata sicuramente più che positiva, quindi colgo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti quanti ci hanno aiutate per questi incontri e naturalmente tutti voi che ci avete seguito in questi ultimi mesi dove abbiamo parlato degli argomenti più vari. Siamo partiti a parlare di funghi, dell'arte nel continente africano, abbiamo parlato dei ragazzi degli anni 70 con un libro di un nostro compaesano, le opere del Caravaggio l'ultima volta, senza dimenticare un bellissimo incontro sull'Università di Padova attraverso le storie dei suoi studenti. Questa sera conosceremo meglio la storia delle lotte ambientaliste nel Veneto e nella Bassa Padovana. Tanti argomenti, come abbiamo visto, che sono testimonianza che la cultura può essere divulgata sotto tanti punti di vista e con la speranza che ogni nozione, sentimento o pensiero che ci portiamo a casa dopo questi incontri sia entrata nel nostro bagaglio culturale per farci vivere meglio la quotidianità con il giusto spirito di curiosità e di apertura mentale che sicuramente ci aiuta ad essere più consapevoli di quanto abbiamo intorno a noi e di quanto ciò che ci circonda possa offrirci e anche ad avere più strumenti di riflessione e di critica sui fatti che succedono attorno a noi. Ci fermeremo per il mese di dicembre, stiamo già lavorando ai nuovi incontri con Maurizia e Lucia e contiamo di far ripartire gli appuntamenti da gennaio, subito dopo le festività. Ma questa sera parleremo di ambientalismo partendo dal libro Come le stroppe di Tracciati Editore e sono con noi Francesco Iori, giornalista e scrittore che ringrazio sempre tantissimo per la sua disponibilità, Francesco Miazzi del Comitato Popolare Lasciateci Respirare e Claudio Pedron dell'associazione La Vespa, un'associazione ambientalista e culturale che ha sede proprio qui a Battaglia Terme. Li ringrazio per essere qui, vi porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale e del sindaco Massimo Momolo. Ci sarebbe molto da dire sulla biografia dei nostri autorevoli ospiti di questa sera, per la loro storia personale, la loro professionalità, l'impegno, gli scritti e le lotte che hanno portato avanti e ancora portano avanti sui temi dell'ambientalismo e della cultura nel nostro territorio. Ma sono sicura, vedendomi che molti di voi già li conoscono, per cui non porto via tanto tempo alla discussione di questa sera. Vi ricordo solo di tenere silenziosi i cellulari, noi ci sentiamo alla fine per i saluti finali e passo la parola a Francesco Iori che ci guiderà nella conoscenza e nell'approfondimento dei temi trattati dal libro che tra l'altro è anche in vendita, per cui se qualcuno poi vuole si può acquistare lì al tavolo all'entrata. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io partirei da un fatto strano che riscontro un po' di tempo a questa parte, che credo che molti di voi possono sperimentare di persona. Noi siamo strapieni di libri meravigliosi, di fotografie del Veneto, fatti, proposti da banche e altri enti, generalmente vengono distribuiti un po' di copie, resti e finiscono in scatoloni che poi vengono sbattuti. Comunque, sfogliando questi libri, di fior di professionisti, cito solo Fulvio Reuter per dirne uno, ma ci sono delle descrizioni così belle e che fortunato che sono, vivo in una terra stupenda. Poi esci di casa e cambia completamente il panorama, perché questo Veneto è vittima di un grandissimo difetto che continua ad autocelebrarsi. Noi continuiamo a dire che bravi che siamo i migliori, siamo i primi della classe, eccetera, eccetera. Non è assolutamente vero.
Proprio oggi è uscito l'ultimo rapporto Censis, che è sconfortante per l'Italia, ma per la nostra zona ancora di più, come al solito. Ma al di là dell'aspetto economico, che pure è rilevante, la quota dei poveri in questa regione del benessere sta aumentando spaventosamente e aumenta di molto la componente italiana, tra le altre cose. Abbiamo una crisi demografica spaventosa, eccetera, però la crisi principale è quella dell'ambiente. Per un motivo molto semplice, che se anche da domani mattina cominciassimo a riparare i guasti che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, ci vorrebbe almeno 1 o 2 generazioni per mettere rimedio. Cito solo alcuni esempi, ma sono molti di più. Noi ogni anno, sapete, il Ministero dell'Ambiente produce un rapporto sullo stato dell'ambiente in Italia e noi da anni e anni, insieme alla Lombardia, siamo in testa al consumo di suolo. Cementifichiamo capannoni, case, infrastrutture. L'altro giorno di nuovo l'idea balzana, totalmente a mio avviso la 4ª corsia sulla Brescia-Padova, Pedemontana sappiamo, eccetera. Quindi cemento che ha delle conseguenze devastanti, perché cemento vuol dire che poi la terra assorbe molto meno acqua e quindi dissesto idrogeologico. Abbiamo avuto e continuiamo ad averne testimonianze esemplari. L'inquinamento da FAS, che è uno dei peggiori proprio d'Europa, nel sito dell'ARPAV ci sono più di 2000 siti inquinati, 2000 in Veneto, e una media di 4 zone tra industriali e artigianali per ciascun comune, e una congestione da traffico spaventosa con l'incidentalità da un lato, ma anche con i relativi costi economici, e quindi una aggressione continua all'ambiente che ci vede anche in posizioni, nelle prime posizioni in Italia sui cambiamenti climatici, con innalzamento del livello, con scioglimento dei ghiacciai delle Dolomiti, tra siccità e piogge straordinarie in pianura, e l'innalzamento del livello del mare che chiama in causa in particolare Venezia. Allora è stato calcolato, proprio oggi a Dubai c'è l'ennesimo incontro annuale in cui si chiacchiera e basta, ecco, e c'è con l'obiettivo era di arrivare al 2050 con un innalzamento della temperatura di 1,5 gradi. Siamo già a 1,9 e le proiezioni sono 2,5. Se queste proiezioni ci saranno rispettate, solo Venezia, il Mose, solo per contenere, dovrebbe essere innalzato 256 giorni l'anno, 2/3 dell'anno, che da laguna diventerebbe una palude maleodorante. Quindi questo è lo stato dell'arte del Veneto. Ora, i negazionisti ci sono, e vabbè, non ci si può fare nulla, ma anche tra chi diciamo più moderato su questo versante dice, vabbè, in compenso abbiamo creato benessere. Se volete il paesaggio idilliaco di una volta, allora dovete rinunciare a tutta una serie di comunità. È una balla clamorosa. E vi faccio solo un esempio. Il Veneto è geologicamente un ambiente assolutamente unico, perché dalle Dolomiti al mare presenta tutta una serie di varietà di realtà paesistiche, ma è stato fino all'altro ieri praticamente un modello di ambiente, grazie alla Serenissima, che ha attuato una politica delle acque molto intelligente, molto avanzata per secoli, non per qualche anno, e tra l'altro anche con delle leggi molto severe che chi trasgrediva pagava pesantemente. Ma non solo, c'è anche una legge molto interessante che dava 3 tratti di corda a chi parlava la lama a sproposito. Se fosse attuata oggi, gli ortopedici sarebbe la categoria più assolutamente benestante d'Italia. Ma l'esempio più tipico è il 500, diciamo, è Palladio. Palladio è il top degli architetti che tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, ci invidiano e copiano. Casabianca, per esempio, a Washington è un'imitazione dell'architettura palladiana,
Ma ecco, ai tempi di Palladio il Veneto aveva questa fioritura di ville stupende, molte delle quali vediamo ancora, che attenzione però, non erano soltanto il luogo del tempo libero, il luogo dove il patriziato si ritirava d'estate. Erano anche luoghi di produzione. Qua ci sono degli studi molto belli di Gigi Fontana e di Giorgio Roverato, ma anche di Checo Valderani, che erano centri di produzione agricola molto rilevanti, molto ampi, e poi venivano smistati, grazie all'amplissima rete di corsi d'acqua del Veneto, venivano smistati fino a Venezia, dove poi venivano commercializzati con un mercato internazionale. Quindi era un Veneto anche di Venezia, era l'ambiente a misura d'uomo, ma che creava benessere. Un'ultima considerazione, quindi il contrasto stridente tra il Veneto in fotografia e il Veneto della realtà, ma un altro contrasto tra il Veneto dello sfruttamento intensivo, e questo libro è un documento impressionante di aggressioni all'ambiente, e solo orientato al profitto, quanti sketch ha stasera, no? Materialmente, e quello che il collega molto bravo come Sergio Frigo definisce il PIL letterario. Noi abbiamo avuto straordinari autori, pensiamo nell'Ottocento, a Nievo, a Fogazzaro, a Saigari, eccetera, e non parliamo poi del Novecento con Meneghello, Rigoni Stern, Zanzotto, Piovene, eccetera, no? Cioè persone tra l'altro impegnatissime nella difesa dell'ambiente. In particolare Zanzotto è famoso per aver coniato quella definizione eloquente, il progresso scorsoio, no? Progresso che ci prende alla gola e ci soffoca, e quindi anche una cultura di altissimo profilo che non è servita a niente, perché il Veneto continua a consumare se stesso. C'è anche una legge della regione che prevede il consumo zero al 2050, ma sarà consumo zero per forza di cose, perché non che sarà più un mezzo metro quadro. Allora, sono autentiche prese in giro, e ce lo diciamo. Merito di questo libro è di storia di ambientalismo, dire ecco, che a questa ondata, questo tsunami dilagante del potere, corrisponde una reazione molto estesa e molto vivace. In Veneto oggi ci sono più di 200 associazioni ambientaliste, 230, comunque più di 200, sono tantissime, che purtroppo non hanno tanta eco sui media, ma ci sono, e in molti casi hanno salvato situazioni che parevano destinate alla sconfitta. Proprio qui, tra Battaglia e Due Carrare, abbiamo avuto l'esempio più recente, sarebbe stato il più grande centro commerciale della provincia, uno dei maggiori del Veneto, ed è stato bloccato, ma con una mobilitazione dal basso, una cosa veramente che in altri tempi non sarebbe accaduto. Allora, il libro propone uno spaccato di queste cose, ed è un'idea di Francesco Miazzi, ambientalista della prima ora. Pare che già da neonato avesse avviato una protesta sul latte biologico con una marcia delle carrozzine che aveva fatto nelle scuole, insomma. Però ecco, allora Francesco, come nasce l'idea di questo libro, che prende la Bassa Padovana come terreno di studio, diciamo, ma che si allarga all'intero Veneto, e quanto ci è voluto per realizzarlo, quali sono stati gli ostacoli, le fatiche che ha dovuto fare? Va bene, allora intanto parto anch'io dei ringraziamenti all'assessora, alla biblioteca, a Maurizia, e a tutti voi e a tutte voi che siete qui stasera. Allora parto anch'io, siccome con Checco si gioca spesso, allora partiamo dal fatto che io nei due lati ho uno che ha presentato subito il lavoro e uno che ho dovuto inseguire fino al giorno prima della consegna delle bozze. Sta a voi decidere chi può essere tra i due, no? Perché mi si chiede come è nata. È nata esattamente un anno fa.
L'idea iniziale era, come dire, molto modesta, era quella di raccontare i 25, i 27 anni del comitato Lasciateci Respirare, che nelle sue articolazioni ha un po' attraversato tutti i territori. E proprio da lì, appunto, avendo attraversato tutti i territori, avendo attraversato anche rapporti con tante associazioni, con tante personalità, un po' alla volta è emerso un ragionamento diverso, che è esattamente la struttura che trovate nel libro. Personalità, anche se lui si offende, come Iori, Massaro, Bettin, Fulvio Ervas, Belloni, Tasinato, Malamà, cioè persone, scrittori che al di là poi delle ricerche sono le figure che più di ogni altro sono riuscite anche a raccontare il Veneto e le sue trasformazioni in questi decenni, e abbiamo chiesto proprio a loro di dare un contributo di questo tipo. Perché? Perché volevamo inquadrare la nostra realtà della Bassa Padovana dentro il contesto generale. Quindi il Veneto, locomotiva del nord-est, locomotiva d'Italia, far vedere purtroppo i risvolti che questo modello di sviluppo ha prodotto e sta producendo. I lavori veramente e i contributi che hanno dato, secondo me, ma anche, insomma, anche secondo quelli che sono riusciti a leggere il libro fino adesso, sono di alto valore. Sono di alto valore perché riescono proprio a descrivere la reale situazione, insomma, che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando su tanti aspetti, non solo quello strettamente ambientale come potremmo immaginarsi, ma passiamo attraverso fattori e fatti che spesso dimentichiamo. Lo scandalo Mose vi dice qualcosa, cioè, perché lui ha citato il Mose, ma il Mose è anche qualcos'altro, insomma, no? È un esempio della corruzione trasversale che ha caratterizzato tutta la classe politica e imprenditoriale del Veneto, ed è un modello che non è limitato, guardate bene, al Mose, è un modello che poi è quello che è andato a costruire gli ospedali, è quello che è andato a costruire le strade. In che modo hanno fatto queste cose? C'è l'aspetto della corruzione, però c'è anche l'aspetto di aver calpestato l'ambiente per fare queste cose. C'è un piccolo capitolo, lo cito subito, ad esempio, che riguarda la Valdastico, perché si citava l'assetto viario. Cioè qui, quando si sono fatte e si fanno le cose, devi sempre capire dove si va a parare. Nella Valdastico, sotto la Valdastico, una strada è un'autostrada la cui utilità è tutta da dimostrare, insomma, una collega Badia, Polesine a Vicenza, ha un'intensità di traffico assolutamente ridotta, però di sotto ci sono tutti i fanghi, gli scarichi, i rifiuti di fonderie, di acciaierie, di fabbriche inquinanti. Un'inchiesta, sì, è partita anche un'inchiesta, perché quando il cane del contadino che è andato a bere l'acqua che sgorgava dalla scarpata è morto praticamente il giorno dopo, le analisi hanno evidenziato l'inquinamento, però ormai c'è il nastro d'asfalto sopra, cioè tu questa cosa qua non la vai a scoprire, scopri che appunto c'è un'indagine, scopri che poi tutti per prescrizione o con la condizionale se la sono cavati tutti. Il problema è capire cosa andranno a pagare le generazioni future. Questo è un po', diciamo, l'altro aspetto. Però tornando al filo del ragionamento, c'è questa inquadratura quindi generale del Veneto, e dopodiché come uno zoom ci caliamo nella realtà che a nostro avviso è una delle realtà più ricche anche dei comitati e delle associazioni che citava Checco nell'introduzione, perché in questo territorio non è che siamo più bravi o siamo più attenti o diciamo che abbiamo molte più contraddizioni ambientali rispetto ad altre località. Andando veloci, cioè non credo
che ce ne siano tante di CNC in giro per livello, ce ne sono, ma non ce ne sono tantissime. Una discarica tattica regionale non è che c'è dappertutto, c'è a Sant'Urbano. Il più grande allevamento intensivo di galline o vaiole, che da 800 passa a 1,3 milioni, non è che si trova dappertutto. Ci sono tanti allevamenti intensivi, ma un paese come il nostro che arriverà ad avere 600 polli per abitante non è una cosa di tutti i giorni. Allora, cito queste 3-4 cose qua per dire, in effetti abbiamo delle situazioni che sono veramente pesanti, come è pesante l'inquinamento che sempre velocemente abbiamo citato, ma l'inquinamento da FAS, signori, è una cosa di veramente abnorme. Sono coinvolte avvelenate 350.000 persone da queste sostanze. Una fabbrica inquinante che è stata tollerata, che ha prodotto l'inquinamento della falda, per non parlare poi dei fanghi, che sapete dove sono finiti in buona parte, nella discarica tattica regionale di Sant'Urbano, che a sua volta quindi ha fatto la richiesta, è stata autorizzata ad ampliare ulteriormente la discarica per poter fare un impianto di depurazione del percolato contenente i FAS. Non contenti di questo, adesso tutto il percolato di tutte le discariche del Veneto sarà trattato lì a Sant'Urbano. Dove sta il problema? Il problema è che questi trattamenti, almeno parlando con i tecnici che abbiamo incrociato, non sono trattamenti che garantiscono l'effettiva capacità di ridurre questa cosa. E lì c'è un fiorire di corsi d'acqua. La discarica, vi ricordo, è sulle sponde dell'Adige, c'è una rete idrografica molto, molto fitta, subito giù da quel livello lì c'è l'acquedotto, quello di Vescovana, che dà da bere a migliaia e migliaia di persone, di famiglie. Quando ci sono i periodi di siccità, allora le componenti inquinanti non si riesce più a controllarle, e questa è la situazione che abbiamo vissuto, stiamo vivendo e che rischieremo di avere. Dicevo, il contributo che abbiamo chiesto allora a quel punto è stato a tutte le varie realtà con le quali ci siamo intrecciati. Ne abbiamo persa qualcuna per vari motivi, però in linea di massima Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF, la Vespa, il Morar e poi la serie di comitati che sono nati anche sui temi, diciamo, specifici, quello che citava Checco, insomma, la nostra terra di Due Carrare, ma che coinvolgeva anche moltissime persone qui di battaglia del territorio. Questo comitato non reflui speciali, che era quello appunto sulla discarica di Sant'Urbano, i Lasciateci respirare di Lozzo a Testino, le mamme no FAS e altri appunto che vi dicevo, che in qualche modo insomma hanno dato un contributo non consistente, però hanno evidenziato le cose che sono in atto. C'è un capitolo anche estremamente attuale, che andrebbe aggiornato e andrà aggiornato, che riguarda la vicenda dell'ex CIMA, quella di Teolo, che è stato oggetto anche delle mobilitazioni recenti, forse la più grande manifestazione post-Covid, insomma, no, in questo territorio, più di 1 migliaio di persone, tutte le associazioni che si sono mosse, e oggi abbiamo questa notizia bella, no, che è apparsa sulla stampa, del ritiro della delibera. Ovviamente non è una vittoria definitiva, perché verrà ripresentato un progetto, però anche lì cosa si dimostra? Si dimostra che la mobilitazione dei cittadini, un comitato spontaneo che ha detto: ma Cristo, 90.000 metri cubi, 90.000 metri quadrati cementificati per fare un albergo, e in fianco ne hai uno dismesso da 10 anni, cioè sono quelle assurdità che appunto anche le persone normali, che solitamente sono prese dalle proprie cose, hanno avuto una reazione, un modo di reazione che effettivamente ha smosso l'opinione pubblica ed è riuscita a coinvolgere migliaia di persone. La parte finale è quella dei contributi. Anche qua ci sono nomi di peso,
Gianni Sandon, Toni Mazzetti, Giada Zandonà, che raccontano dei colli, mentre Malavà ha sviscerato tutta la parte relativa alle lotte, insomma, no, che ci sono state per la chiusura delle cave, quindi la famosa legge del 71, c'è anche quello che sono oggi i colli, la fotografia dei colli, la perdita della biodiversità che stiamo registrando, il fatto che c'è una trasformazione anche dell'uso dei colli, non tanto come salvaguardia dell'ambiente, ma un utilizzo anche un po' distorto sia dal punto di vista della cementificazione sia dal punto di vista anche di un uso proprio come palestre, insomma, no? che purtroppo viaggiano sopra la biodiversità, insomma, che abbiamo registrato. E altri capitoli, insomma, che riguardano la storia di noi e gli animali, il contributo poi di Boeto sul conflitto tra ambiente e lavoro, e quindi diciamo anche una capacità, credo, contenuta nel libro di portare anche a riflessioni di carattere più generale. Faccio una chiosa finale, poi mi fermo, insomma, diciamo così, perché Checco parlava del consumo di suolo. Adesso stasera mi hanno chiesto, insomma, sarò relatore ad una conferenza a Maserà. Maserà è polo logistico a Maserà di 15 ettari, 10 ettari erotti, nell'unica area verde che vedete. Lo conoscete la zona dove c'era l'Angelo Rosa e Tuca Tuca per quelli più anziani, insomma, no? E hanno fatto questo supermercato, dietro c'è un'area verde e quella diventerà il nuovo polo logistico. Pensate alla viabilità, pensate alla logica della cementificazione, ma non è l'unica cosa. Tribano, 15 ettari, anche lì stessa logica, stesso ragionamento. Siamo di fronte a 11.000 capannoni vuoti a livello regionale, a centinaia di migliaia di case vuote, e andiamo a vedere dove c'è lo spazio, il fazzoletto verde per cavarci giù cemento. Non è solo un problema di impermeabilizzazione, quindi anche di riscaldamento, dell'aumento della alluvionabilità, diciamo, delle nostre zone, ma anche proprio una perdita di biodiversità. Io la cosa che cerco di raccontare sempre, di dire sempre, che non è una cosa mia, ma è uno studio dell'ISPRA, che ci dice che per ogni ettaro che noi cementifichiamo, per ogni metro quadro che noi cementifichiamo, c'è un valore. Il valore è 10 euro a metro quadro, il valore è 100.000 euro l'anno per ettaro quando lo cementifichiamo, perché è la perdita della biodiversità, è la perdita che noi creiamo alla collettività. Allora, quando arrivano le compensazioni di una rotonda o di 150.000 euro, voi capite che c'è una visione anche amministrativa che è assolutamente inadeguata e che va ribaltata, e lo si può fare a partire dal basso, perché non credo che la COP28 che è partita oggi dia dei segnali in questa direzione. Grazie. Intanto lo dice già il numero 28, vuol dire, sono i numeri, il numero progressivo di questi incontri. Questo è il 28esimo incontro, una volta l'anno, sono partiti 28 anni fa e ognuno di noi può vedere che sono serviti per un po' di turismo congressuale ogni anno, è finita lì, no? E c'è una cosa, un pensiero che mi veniva in mente mentre Francesco descriveva questo, no? Perché? E allora il mitico Toni Cibotto, grande appassionato anche del Veneto, ma anche del Padovano, diceva che il Veneto soffre di una malattia peggiore della peste, e sì che il Veneto di pesti ne ha avute nei secoli, ed è quello di far soldi, far quattrini. E allora uno dice, ma che quattrini si fa? Cioè, che senso ha fare queste cose se la povertà sta aumentando, i consumi si stanno riducendo, la gente ha già rinunciato molti a curarsi e altri sulla borsa della spesa, che senso ha? E anche perché dopo queste cose, una volta fatte, se restano inutilizzate, se dopo qualche anno vengono chiuse, restano lì dei monumenti allo scempio.
pensate qua vicino a Due Carrare il multicinema, la multisala, quello resterà a vita, cosa fai? E allora che logica c'è? Invece c'è una logica, perché in molti casi, non escluso anche il centro commerciale di Due Carrare, Fardito, dietro ci sono delle finanziarie internazionali che speculano su perché hanno bisogno di far girare liquidità. E quindi non gliene frega niente che tra 10-15 anni la cosa sia morta. A loro interessa nel giro di un anno o due remunerare gli investitori, eccetera. Quindi è forse è il peggiore virus, il peggiore inquinamento che ci sia al mondo, perché da che mondo è mondo, il Veneto ce l'ha spiegato benissimo Luigi Meneghello, è produrre benessere e ricchezza col lavoro fatto con le proprie mani, e invece oggi è fare soldi e mezzo soldi, con quei crack spaventosi che vediamo che ci sono già stati e che ci saranno sicuramente. A proposito di crack, di molti esempi, qui, visto che siamo a battaglia, abbiamo scelto con Claudio però, l'associazione alla Vespa. Non ho bisogno di ricordarvi, l'associazione antichissima, già da seconda metà anni 80, dopo Cristo, però seconda metà anni 80, che sono passati quasi 40 anni, è un'associazione di cui tra l'altro Claudio ha portato qui anche qualche documentazione dei primissimi tempi. Allora, se la Vespa, così come il titolo Le Stroppe è molto evocativo di resistenza, la Vespa è simbolo di qualcosa che punge, no? Che dà fastidio. Ecco, Claudio è un carabrone nell'ambito della Vespa, e quindi Claudio qui ha due contributi, uno sulla Vespa e uno sulla vicenda Cinci di Pernumia. In particolare, se vuoi raccontarci un po' di come è nata la Vespa, che percorso ha fatto e che ruolo si propone oggi. Antonio, dai questo a tutti i presenti. Effetti speciali. Allora, anch'io ringrazio le persone qui presenti, ma voglio ringraziare più di tutto, se ve lo dite, Lucia. Ditele che le voglio bene, perché lei ha fatto questo gruppo che poi adesso continua grazie anche all'assessora che è qui presente, e a Michela, scusate, ho detto assessore, non so, Michela e a Maurizia. Questa è la seconda volta che partecipo al gruppo culturale. L'altra volta ero sostituto perché mancava un importante relatore, e allora nell'occasione sono andato. Anche l'altra volta abbiamo parlato di ambiente. Allora, mi scuso subito con la Veglia Bevilacqua, che è presente in questa carrellata, perché una caratteristica del gruppo che è nato, intanto devo dirvi che sono emozionatissimo. Io dal lunedì al giovedì vivo in un altro posto, vado a convegni, parlo, domani dovevo andare a un convegno, ho rinunciato per essere qua, ma ogni volta che parlo qua dentro sono emozionato, non so perché, cioè so perché anche, perché sono cresciuto qua dentro, grazie anche a Franco e ai libri che ci sono qua. Niente, nel 78, credo che anche Franco sia stato uno dei fondatori, nasce il gruppo antincendi boschivi a Battaglia Terme. È il primo dei Colli Ugani e il secondo in tutta Italia. Non ha uno statuto, perciò non possiamo dimostrare, però nasce. All'interno del gruppo entrano dei ragazzi che cominciano a andare a spegnere. Era un periodo, c'era stato qui il periodo delle cave, che loro avevano risolto in qualche maniera, però è cominciato il periodo degli incendi, bruciava tutto, anche perché davano 8 euro all'ora per andare a spegnere gli incendi, c'era anche questo da dire. Quando poi non hanno più dato gli 8 euro, scusate, 8.000 lire. Comunque c'è un gruppo di ragazzi giovani, anche 15 anni, anche 13 anni, che mandavamo via ma venivano a spegnere l'incendio lo stesso. Da quel momento lì abbiamo cominciato a guardare questo posto e noi guardavamo la bellezza, perché in questo libro si parla delle cose
negative, tra virgolette, qualcosa di più, ma noi amavamo questa terra, proprio ci sentavamo vivi mentre andavamo a difendere i boschi, andavamo a fare i sentieri, andavamo a farci sparare dai cacciatori, perché quando c'è stato un incendio in cava, Savina, all'epoca sindaco, ha vietato su nostra richiesta di andare a caccia lì, e trovavamo spesso i cacciatori e questi ci sparavano. E perciò noi amavamo così tanto che abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, a pulire, a andare a interessarci di tutto, e abbiamo cominciato anche a guardarci intorno e aprire gli occhi. Avevamo anche un'idea di progresso in senso pasoliniano e di benessere in senso pasoliniano, letture che facevo qua dentro, che facevamo. Ci scambiavamo molto i libri, cosa che facciamo ancora adesso, per esempio con Massimo, ci scambiamo sempre continuamente i libri che ci servono a crescere, perché grazie a questi libri qua si cresce. A quel punto lì una parte del gruppo, quella più politica, ma non in senso partitico, nel senso di interesse verso la polis. Dobbiamo fare qualcosa che cambi all'interno, ogni nostra scelta cambia qualcosa. È l'idea del battito d'ali delle farfalle, l'avete sentito, ormai questo lo sanno tutti. All'epoca l'avevamo appena sentito, questa legge della fisica, un battito d'ali di una farfalla in Amazzonia crea un temporale, una tempesta, un uragano qui. E noi ci siamo puntati su questo. Abbiamo creato un giornalino che era La Ginestra, perciò le stroppe, la ginestra, e con l'idea che la ginestra attecchisce dove c'è stato un incendio, è la prima, è quella che crea poi la rinascita. Però una parte del gruppo ha detto: noi non ci stiamo, a noi interessa solo la parte di andare lì, sporcarci, stare in mezzo al fumo, fare i sentieri, sudare, questa parte qua ci interessa meno. In quel momento lì si parlava della circonvallazione e noi ne discutevamo all'interno. Ci siamo divisi, grande discussione, e siamo arrivati alla fine a dire: ok, la circonvallazione, mio padre ogni mattina diceva: guarda che se fanno la circonvallazione dormi di più, perché davanti a via Roma passavano tutte le macchine, se fanno la circolazione dormi di più. E noi però la cosa che ci faceva più, come dire, che non ci piaceva per nulla, era questo cavalcavia ferrovia di 7 metri che avrebbe oscurato tutta la visuale verso i colli e dai colli verso il paese. Abbiamo cominciato a lavorare su questo, a interessarci a questo, abbiamo coinvolto un parlamentare, Ceruti, all'epoca, che venne qui e fece un'interrogazione parlamentare. Abbiamo scritto al sovrintendente e alla fine avete visto che non c'è più, toccarono 2 cose, il ponte e il sovrappasso, che divenne un sottopasso. Ogni volta che facciamo qualcosa, perché l'idea della Vespa è quello dello sciame, non è che tutti noi sappiamo tutto, uno si interessa più degli altri e gli altri poi partecipano e lo seguono su questa cosa. Perciò c'è una persona, in questo momento c'è Filippo qui e Massimo qui, che hanno seguito la CNC fino a studiare riga per riga tutti i faldoni del processo, a vedere tutto quanto. C'è chi si interessa di altre cose, ognuno di noi segue un tema e poi ne discute con gli altri e gli altri imparano questa cosa. Perciò ci informiamo, andiamo a toccare le cose, abbiamo vinto quella battaglia, ne abbiamo vinte altre, l'ultima è quella sul Mangraccio, perché la nostra idea di cultura, noi siamo un gruppo culturale, ma la nostra idea di cultura è che la cultura deve mutare la situazione sociale e ambientale attorno a te. La cultura non è un libro fermo lì, abbandonato. Cultura per noi è molto simile a coltura, a creare qualcosa, a farla nascere, a divulgarla. Questa è la cosa principale nostra. E non voglio dilungarmi più di tanto. Siamo nati perciò nell'87, abbiamo cominciato, sono passati tantissime persone che poi ci hanno abbandonato. I disegni che vi ho dato sono tutti i sindaci viventi di battaglia, disegnati da disegnatori interni nostri, perché l'idea era anche quella, fare un giornalino editoriale, vignetta e tutto quanto. E come diceva Andreotti ogni volta che gli facevano una vignetta terribile se la faceva regalare. D'Alema ogni volta che gli facevano una vignetta terribile faceva una causa. Questa era la differenza tra i due. Noi abbiamo fatto vignette anche molto
sempre ironiche, però molto importanti, pesanti. Andavamo a toccare, studiavamo la persona, andavamo a toccare anche punti sensibili, insomma, perché la nostra idea era quella. A questo affiancavamo tutti questi discorsi che facevamo, che trasformavamo in giornali. Qui ci sono tantissime. Savin è pieno di vignette, non ci ha mai detto nulla, mai rimproverati, non so se poi in realtà ci odiasse, ma quello che ha toccato più di tutti, per dirvi la differenza, noi siamo sempre stati sull'ambiente, e poi finisco con la CNC. Questo è il giornalino che ha sconvolto di più il paese. Era cristianesimo e politica, cristianesimo e denaro, cristianesimo e ambiente, cristianesimo e giovani. Hanno scritto tutte persone che adesso, qualcuna è anche importante, all'epoca, però ragazzi giovanissimi, 18 anni, 20 anni, 21, 23, e uno di loro arrivò sconvolto perché noi non firmavamo mai gli articoli. L'idea era quella di Sciame, di non firmare gli articoli, non per nasconderci, perché chi è che non riconosce i disegni di Maselli, chi è che non sa che ha scritto quello, per un'idea che tutti eravamo colpevoli di quello che era scritto qua, responsabili. Don Antonio Milani fece una ricerca e scoprì che aveva scritto uno degli articoli che gli interessava di più e telefonò alla madre, non a lui. E lui arrivò e disse: ragazzi, mi ha telefonato Don Antonio, eccetera, eccetera. In realtà il giornalino, le prime copie, sono state tutte stampate da Don Antonio. Si badi bene, in parrocchia le prime copie ce le stampò lui. Successivamente, anche altre volte, abbiamo fatto tante cose sulla pace, queste cose qui con la parrocchia. Perciò noi riuscivamo contemporaneamente a parlare di determinate cose in maniera critica, anche attaccare, però a discutere sempre con tutti. Questa era la nostra... E ultimamente ho scoperto qual è il senso di tutto questo, grazie a una serie di incontri che ha organizzato Massimo Rizzo, qui c'è anche Franco Secchieri che era uno dei partecipanti a quegli incontri, sempre in quest'ottica di il libro che entri come un dito nella piaga e che parli di quella cosa. Uno di questi incontri era con Deotto e il libro si chiamava L'altro mondo? No, sì, L'altro mondo. L'altro mondo. Ecco, vi racconto questo, che a un certo momento lui racconta un episodio, non so se sia una parabola, una barzelletta, quello che volete, però rappresenta bene quello che cerchiamo ancora adesso. Adesso l'età media nostra, mia è alta, ma dei ragazzi che sono all'interno è molto bassa. Allora, lui racconta a New Orleans a un certo momento arrivano tutti i ricchi che vogliono costruire, turisti, ricchi, eccetera. Uno di questi va a costruire in un'ansa del fiume. New Orleans è palude, perciò costruisce in un'ansa. Un contadino che abita lì, più in là, su una collinetta, va lì e gli dice: non è il caso di costruire qua, non costruisca qua. E dice: che vuoi? Pago io, faccio quello che voglio. Torna ancora, guardi che non è il caso, ho fatto delle fondamenta, e avanti così. Dopodiché, a un certo momento, viene un'alluvione, il fiume, quando l'acqua corre veloce, non fa più le anse, va dritto e butta giù la casa. Il contadino lì che lavora, arriva quest'uomo con un bastone e lo picchia. Lo picchia e fa: che fai? Perché mi picchi? Io ti avevo avvisato, appunto, non sei stato abbastanza convincente. Ecco, questa è la nostra idea. Noi andiamo avanti, un albero non è un albero, è tutto. Noi rappresentiamo anche chi non vota, gli alberi, gli animali, le erbe. Abbiamo fatto il muretto botanico. Questo. Adesso vi leggo, perché sto parlando troppo, l'ultima cosa. Ciao, ho sentito l'ingegner Trevisan di Veneto Acque ieri. Conferma che hanno portato via quasi tutto e rimangono solo 1.000-2.000 tonnellate che saranno eliminate entro i primi di dicembre. Avete capito di cosa sto parlando? Ho chiesto come mai da tempo il cantiere è chiuso e mi dice che è sua responsabilità in quanto ha fatto un addendum al contratto per poter utilizzare altri macchinari necessari alla pulizia dettagliata anche dei rifiuti che non si riescono a spostare con le scavatrici, in particolare quelli a ridosso dei pilastri e di altri punti sensibili. Pare che utilizzeranno macchine aspiranti.
Mi conferma la volontà di tenere aperto il cantiere per effettuare quelle indagini ambientali di cui si era parlato durante il sopralluogo, e questo avverrà entro il 2024. Perciò entro dicembre va via tutto, puliscono tutto, e entro il 24 noi chiediamo, in particolare, non lo nego, sta seguendo tutto Massimo Rizzo, chiediamo la bonifica totale anche dell'esterno. La figlia di Luca Fuser è nata quando sono cominciati ad arrivare i rifiuti qua. Quanti anni ha tua figlia? 19 anni. Perciò siamo qui a inseguire questa cosa, ed è stata una perdita di tempo enorme, soldi, perdita di tempo, soldi vostri, nostri, che potevamo impiegare in tantissime altre cose più importanti, anche come gruppo. Faccio quest'ultima considerazione per una riflessione che generalmente non si fa, ma questi danni li paghiamo noi. È come quando l'Italia infrange le regole europee, c'è la procedura di infrazione e poi c'è la multa, sono quote latte, non è che questo lo pagano gli allevatori, no, lo paga la comunità, tutti noi. Il disinquinamento di Pernumia lo paghiamo tutti noi, e quindi ecco perché non è da dire ma chi se ne frega di Pernumia, no, si tocca da vicino, perché ci tocca anche sul portafoglio, non soltanto che la qualità dell'ambiente chiaramente è impagabile, però questo è una considerazione importante per smuovere le persone magari meno sensibili, perché sono danni che ricadono sulla collettività. Proprio di recente, della settimana scorsa, le piogge torrenziali eccetera, il capo della protezione civile ha detto: spendiamo molto di più in riparazione del danno che in prevenzione. Quindi anche questa è una follia, no? Perché se potendo spendere di meno prevengo dei danni, aspetto che è come per le guerre, c'è chi ci guadagna, c'è chi ci guadagna nel vendere armi durante le guerre e nella ricostruzione subito dopo. Nell'Ucraina, nel caso Ucraina, c'è già tutta la predisposizione per intervenire dopo a ricostruire e giù scale. Quindi questa è una considerazione molto importante che ha fatto Claudio. Un secondo giro rapido, poi lasciamo spazio. E allora, Francesco, volevo dirti una cosa: queste cose vengono da lontano, no? Questi guasti. C'è un bello studio di Francesco Indovina che parla addirittura a metà anni 50, e certamente sono stati perpetrati da interessi economici, però c'è stato per troppo tempo un'adesione passiva di noi, di tutti noi, no? E prima che si creasse un po' di sensibilità ambientale ce n'è voluto. Adesso tu che c'è qua un catalogo di cose, sai benissimo che le prime volte ci si trovava in 10 persone. Quando c'è stata la marcia per il centro commerciale c'erano 1 migliaio di persone. Allora, perché secondo te, dove sta la carenza, dove è mancato quel processo che giustamente richiamava Claudio, l'importanza della cultura, per arrivare a questa situazione devastata? Allora, alcuni spunti, vediamo se riusciamo a dare una risposta. Non vado troppo in là, insomma, però sicuramente il primo esempio di sensibilità ambientale è quello dei comitati di difesa colli, cioè credo che anche questa sia un elemento di rottura che non dobbiamo dimenticare, che noi giovani generazioni abbiamo vissuto un po' di riflesso, però è una cesura storica, cioè il fatto di mettere in discussione un'economia che si basava, insomma, no, ormai sui milioni di metri cubi di escavazione, con un'economia che era prevalentemente coniata su quello, mettere il dito e mettere in discussione quel tipo di passaggio
non è stata una cosa facile, ma è anche il primo segnale di ribellione ad un modello di sviluppo che si stava imponendo. Ci torno quando parlerò dei cementifici, però nel frangente, nel frattempo, c'è un'altra lotta significativa che raccontiamo proprio nel libro, ed è l'inceneritore di Schiavonia. L'inceneritore di Schiavonia, voi sapete che a un certo punto, negli anni 60, quando cominciano le produzioni di massa, si facevano i falò nelle corti, si bruciava tranquillamente nylon, plastica e tutto, quindi si faceva pulizia in quel modo inconsapevole, in questa forma. Nelle città comincia la raccolta del rifiuto in maniera ovviamente indifferenziata, e inizia anche una dinamica che, guardate, ha permeato tutti i territori, ma se vogliamo restare nella nostra zona, voi dovete sapere che tutte le cave di sabbia, che tutte le cave d'argilla, che tutte le buche che sono state fatte finalizzate a riempire di rifiuti di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere. Se volete corriamo da qui e partiamo, andiamo verso il Pernumia, vi dico, via Arzare di Mezzo, via Cavallino, è una discarica. Adesso si producono degli asparagi che sono eccellenti, cioè non c'è, capito? Perché dopo tu scavi, tu fai la denuncia, tu indichi, perché c'è il lavoratore pentito di aver fatto la cosa, che ti fa la piantina, ti mette proprio le crocette, guarda qui sotto 8 metri, bidoni di cosa, guarda, acido dappertutto, eccetera, e fai la denuncia, fai gli incontri e gli dici guardate che insomma c'è questa segnalazione, ma ARPA non ha trivelle che vanno fonde più di 1 metro, non possiamo andare, ma dobbiamo avere il permesso del proprietario del terreno, quindi dobbiamo aspettare che termini il raccolto e dopo possiamo andare a fare. E quindi guardate che lì, in quell'area lì, c'è tutto questo, c'è la fabbrica delle bambole Franca, che ha lasciato posto all'Airone, è tutta lì sotto, cioè non è che andiamo tanti là. Poi se vogliamo scorrere andiamo verso Caodo, tutte le cave d'argilla sono tutte piene di rifiuti, di amianto, eccetera, e sono le grandi personalità che poi hanno fatto i consorzi degli autotrasportatori, cioè se volete possiamo tanto raccontare questa cosa. Schiavonia è l'esempio classico di quello che funzionava in quel periodo lì. Era una discarica, a un certo punto dico facciamo un inceneritore, no? Che sembra una cosa modernissima, in realtà era una stufa, perché a quell'epoca non c'erano né filtri né niente, e si vedono i primi effetti. I primi effetti sono che appunto quando tu bruci plastiche, rifiuti di ogni tipo a temperature che non sono temperature elevate, si forma la diossina. Noi avevamo letto qualcosa, tant'è che c'era questo gruppetto Commissione Ambiente dentro la Logetta, che era uno spazio autogestito, e siamo andati anche a Schiavonia a portare il volantino, fare la mostra, ovviamente denuncia, segnalazione perché facevamo queste cose sovversive. Poi cosa succede? Succede che un giorno questi fuoriusciti di fumo attraversano tutta la fascia della Campania, passano sopra l'asilo e vanno oltre, ed è come fosse passato il napalm, cioè si brucia completamente tutta la cultura. Quindi a quel punto è la popolazione che intuisce che c'è qualcosa che non va. C'è una delle lotte più significative del periodo, che è anche l'antesignana, poi di tantissime altre lotte, e c'è 1 mese e mezzo di blocco giorno e notte fatto da questa commissione ambiente, questi ragazzotti, ma soprattutto dai cittadini che abitavano lì, e l'inceneritore viene chiuso. In quel momento lì, perché adesso ovviamente sono tanti gli argomenti, però mi piace parlare di questa cosa perché a fianco della
richiesta di chiusura dell'inceneritore, avanziamo una proposta che era assolutamente rivoluzionaria e incomprensibile all'epoca. Diciamo, bisogna fare almeno la raccolta differenziata, bisogna produrre meno rifiuti e fare la raccolta differenziata. Come la raccolta differenziata? Cioè, è una cosa inconcepibile. 15 anni di battaglie culturali, eccetera, eccetera, e si è cominciato a fine degli anni 90 ad avviare questo percorso. È altrettanto significativo di quello che stiamo dicendo ora da tanti anni. Se diciamo no alla discarica di Sant'Urbano e no alle discariche, diciamo in parallelo avviamo il percorso rifiuti zero. Che cos'è il percorso rifiuti zero? Il percorso rifiuti zero è riduzione del rifiuto, riuso, riciclo, metti in produzione e metti in commercio solo le cose che puoi recuperare, quindi devi chiudere il circolo senza usare inceneritori e senza usare le discariche. Adesso è ancora un'utopia perché la gente ti guarda con due occhi così, però in molte realtà la cosa, in molte città questa è la realtà. Vado velocemente al capitolo cementifici perché mi riallaccio, perché tante volte insomma no, vedo Franco e mi viene in mente Gianni. Quando è partita? No, perché quando è partita questa No, diceva bene, mi viene in mente Caino. Esatto. No, perché so quanto è costato anche dal punto di vista personale l'esposizione che hanno avuto in quegli anni. Quando abbiamo cominciato a mettere in discussione gli inceneritori, i cementifici, l'abbiamo fatto analizzando cose e mettendo il dito sulle piaghe vere. Vi ho parlato dell'inceneritore, no? E poi leggiamo i numeri delle emissioni di un cementificio e vediamo che, butto là una roba che così forse è comprensibile per tutti. Ossidi di azoto, il limite di un inceneritore è 200 mg normal metro cubo. Il limite di un cementificio era 1800 mg normal metro cubo. Significa che un camino buttava fuori i quantitativi 9 volte superiori di quelli di un inceneritore. E noi avevamo 3 cementifici, ma ne avevamo uno che era Italcementi, che aveva 3 camini. Allora, voglio dire, è una cosa pazzesca scoprire che tu hai 27 inceneritori, l'equivalente di 27 inceneritori Italcementi, altri 9 li hai nella cementeria di Monselice, altri 9 li hai da Zillo, e diciamo no, non è possibile. E purtroppo cominciamo a verificare che l'impatto è questo. Non erano felici, non erano contenti, ma avendo questa possibilità cominciano anche a richiedere di poter utilizzare rifiuti. La nostra prima lotta risale al 96 e quando Italcementi chiede di bruciare i copertoni. Qualcuno si ricorderà e dire i copertoni, ma sì, temperatura alta, succede niente. In realtà insomma la situazione era ed è rimasta così grave che adesso arrivo all'oggi, quando facciamo analizzare quel benedetto pollo, perché nessuno l'ha fatto, quel benedetto pollo ai piedi del Monte Rico, un pollo ruspante, dobbiamo farlo analizzare in Belgio, perché qui non si poteva farlo analizzare, e scopriamo che è carico di diossine e di PCB e la carne è dichiarata non commestibile. È il pollo ruspante che andiamo a prendere dal contadino, che, capito? Cioè, questo per renderci conto. Allora, dice che siete partiti in pochi, sì, siamo partiti in pochi, però con flussi che ogni tanto aumentavano e una sensibilità che continuava a crescere. Nella copertina del libro c'è una delle più grosse manifestazioni, credo, ambientaliste della Bassa Padovana, ed è quella del 2016, quando la cementeria, che è l'unica rimasta, chiede di bruciare il CSS, che è combustibile solido secondario, legacy, combustibile derivato dai rifiuti. C'è veramente un sommovimento che attraversa le scuole, la società, le amministrazioni, e per la prima volta questa manifestazione passa e va davanti al cementificio. La rottura storica e dello scontro anche storico che si era avuto nei 20 anni precedenti tra
il conflitto appunto ambiente e lavoro che veniva alla sua maturazione, e quindi anche la possibilità, attraverso l'applicazione dell'articolo 19 del piano ambientale, di andare al superamento di una attività che è definita insalubre di prima classe, incompatibile con il futuro del parco, e di cui il territorio dovrebbe farsi carico anche nella forma dell'occupazione. Quindi io ho visto crescere la sensibilità, ed è anche quello il messaggio che cerchiamo di dare nel libro, attraverso tutte queste storie, che dove i cittadini si mettono in gioco, dove i cittadini prendono in mano anche il loro destino, le cose possono essere cambiate. A chi lo rivolgiamo? Soprattutto alle giovani generazioni. Adesso detta qua magari può suonare però c'è una giovane generazione, anzi 2 giovani generazioni e 2 di mezza età. Allora loro hanno davanti le sfide, 3 e mezza, dai, hanno davanti le sfide più grandi, che sono quelle dei cambiamenti climatici con cui si dovrà fare i conti. Il cambiamento climatico significa cambiare, rivoluzionare il mondo, il nostro modo di produzione, e quindi capire che prendendo in mano il proprio destino riusciamo a cambiare le cose. Grazie. A proposito di rifiuti, ricordo tra l'altro che... Sì, no, posso dire, noi c'è un paese, si chiama Monselice, che sapete quanto bellissimo, storico, eccetera, eccetera. E sapete che c'è un compendio, si chiama il Colle della Rocca, no? Sapete che c'è una cava dentro la rocca, no? Sapete che lì hanno buttato giù la Torre della Regina per fare cavare le cose. Siamo stati all'ascensore, ma quello che volevo dirvi, lo sapete cosa c'è sotto quella cava? Una discarica dove hanno fatto il carotaggio, hanno trovato livelli di cadmio, di arsenico, perché buttavano di tutto lì sotto. 2007 faranno il primo carotaggio e trovano questa cosa. Adesso mi dicono che c'è un catino sotto che è impermeabile, che non c'è nessun pericolo, quindi faranno uno strato impermeabilizzante sopra e ce ne parleremo nei prossimi decenni. Sì, un po'. La tristezza è che fino all'altro ieri, quando gli archeologi scavavano, trovavano città antiche, fior di antichissime civiltà. Tra l'altro ho letto proprio di recente in Medio Oriente, una civiltà ancora più antica di quella Micenea, eccetera, cosa suggestiva, i posteri scavando trovo squasse, quindi la civiltà dei squasseri. Ma a proposito di rifiuti volevo ricordare che tra l'altro Battaglia ha un'esperienza pilota nella raccolta dei rifiuti riconosciuta, e qualche anno fa abbiamo fatto anche un convegno molto interessante in cui sono venute fuori questi... Sì, che è proprio teorico abbiamo fatto la serata qua, avete organizzato voi? Sì, al Basilea. Al Basilea, sì, una cosa, quindi per dire insomma che poi le cose, le battaglie portano anche frutto. L'unica riserva che cosa è sugli asparagi di Pernugna, i sarà anche buoni, ma dobbiamo sentire retrogusto di piombo. Allora, Claudio, un'altra riflessione che facevo, qui si parla soprattutto di Bassa Padovana, che quindi è un esempio di zona martoriata da tantissime cose, Francesco ci ha appena parlato di alcune. In realtà è un problema di tutte le basse venete, no? Da quella veronese a quella padovana, vicentina, polesana, che sono terre che per secoli sono state di degrado, e quindi viste come io posso sfruttare la cosa, no? Ricordo Franco lo ricordava tempo fa, quando le prime battaglie sulle cave dei colli c'era quel volantino, ma quello che diceva: se non posso, mi compro la terra per usarla, no? Se no cosa me ne faccio? E mi viene in mente che di quello stesso periodo c'è un libro stupendo, non so se c'è in biblioteca, non so neanche se si possa recuperare, di padre Ernesto Balducci, che si intitolava La terra di Dio. Un libro stupendo che dice: concede la terra di Dio, ci è stata data solo in prestito, mentre noi l'abbiamo preso. Allora, però il contrasto, ecco, è che in realtà le proto-civiltà del Veneto è nata proprio nell'area delle basse.
partendo dal Veronese, passando per Montagnana, prima ancora di Este, per arrivare poi a Frattesino in Polesine, Adria, per esempio stupendo. Quindi è stato il fulcro della civiltà veneta. Come mai si è passati, secondo te, da questa eccellenza a questo degrado? C'è una domanda più difficile. Faccio un'analisi veramente. Che te si sceglie, che te non qualcosa. Perché gettone presenza. Altro che gettone, la gettoniera. Rimborso spese perché ho 4 treni quel sciopero. E secondo me sta in quel discorso di prima di Pasolini, la differenza fra progresso e benessere, l'idea di benessere, eccetera. C'è ancora questa idea di progresso, di sviluppo, secondo me, che deriva da quel tipo di civiltà, che però ha deviato completamente, cioè ha deviato. Adesso noi usciamo da qua, saliamo in macchina, andiamo a casa, magari 600 metri, piove, prendiamo la macchina invece di prendere l'ombrello, se vogliamo accendiamo il riscaldamento, siamo iperprotetti rispetto al resto del mondo, a gran parte del resto del mondo. Perciò c'è quest'idea, però è quest'idea, è la parte, come dire, c'è una parte insana in questa idea, bisogna correggerla. C'è chi ci ha provato, per esempio, la Touche con la decrescita, che per me è un'idea interessante, che tutti prendono in giro, poi in Italia è facilissimo prendere in giro, ci sono dei giornali che escono solo per fare politica, cioè partitica, per smontare determinate cose, vendono 10.000 copie neanche, cioè, non parlo del Mattino che è un signor giornale in confronto, però la decrescita non diceva dobbiamo rinunciare a tutto. Dobbiamo rinunciare ad alcune cose che sono superflue e chi più di voi e noi che abbiamo una certa età può capire e cominciare a ragionare e a dire ok, siamo arrivati a questo punto, alcune cose, e non perché ero giovane, funzionavano meglio in un certo modo allora, altre cose potrebbero essere gestite in un altro modo. Io per esempio ho rinunciato, seguendo l'esempio del mio maestro all'inizio del 2000 all'automobile, e da allora sono di fronte a delle scelte, mi invitano ad andare in un determinato posto che è lontano dalla città dove vivo e dico se mi portate, se no non vengo, rinuncio a tante cose, sinceramente ci resto un po' male ma posso vivere lo stesso. Aggiungo a questo, devio da questa domanda a cui probabilmente non ho risposto, dicendo noi come gruppo abbiamo un motto iniziale che è agiamo localmente, pensiamo globalmente. Secondo me questo già aiuta a risolvere tante cose. Alex Langer diceva, al contrario di più alto, più forte, più veloce, diceva più lento, più soave, più dolce, più profondo. Ne ho dette 4, invece erano 3, più lento, più soave e più profondo. Perciò c'è la possibilità di un cambiamento pensando alle cose più importanti che abbiamo a disposizione e c'è anche la possibilità di farlo in questo momento. Bisogna fare delle scelte che vanno anche, per esempio, approfitto che è arrivato Luca da 2 anni sta lavorando con molti contatti col comune, con la parrocchia, per fare una CERS, una comunità energetica solidale. Ecco, questa è una possibilità. Adesso mi metto a spiegare la CERS qui, che crea un cambiamento, perché non è solo creare energia in un certo modo con determinato, che sono i pannelli solari o l'eolico, è anche la parte di guadagno che c'è in questa, darla magari all'interno del comune a famiglie che hanno problemi a pagare la bolletta, che ci sono. Perciò dall'altro lato abbiamo presentato al comune un piano ambientale del verde. Abbiamo lavorato 2 anni a questo e farlo è anche troppo per battaglia, perché abbiamo fatto, cioè ci siamo come nel 96 noi ci siamo accorti
che quello che facevamo con questi giornalini non funzionava. L'unica cosa che poteva farlo cambiare era il potere. Sarà anche brutto, ma il potere. Qua a Battaglia qual era il potere? Andare dentro l'amministrazione. Ci siamo candidati una prima volta, abbiamo perso. All'epoca tutti i partiti erano d'accordo a fare non si perde il sovrappasso, a fare nelle valli selvatiche, avevano votato la lottizzazione delle valli selvatiche, la strada che passava dentro al Conte Emo, eccetera. Noi siamo usciti contrari a questo. Tutti i partiti sono venuti a cercarci, cioè ragazzetti di 20 anni sono venuti a cercarci, non faccio i nomi, la nostra tendenza era da una parte e abbiamo preso uno di questi e ci siamo messi a discutere su queste cose qua. Ci siamo sporcati le mani perché abbiamo visto che, ok, facevamo gli incontri sui rifiuti e il cassonetto e questo, vogliamo aprire l'INPS e non si apre e quest'altro. Siamo andati in comune, abbiamo vinto finalmente nel 97, si sono candidati in 4, uno eri tu, credo, che eri presidente del GAB all'epoca, e siamo entrati dentro, abbiamo chiesto 3 cose. Aprire l'INPS e rifiuti porta a porta. E l'INPS sono andato io con le cesoie, me ne vanto, quel giorno sono andato con le cesoie lì, l'assessore mi ha dato in mano le cesoie e ho aperto. E la cosa straordinaria è che persone di destra, di sinistra, di centro, che non gliene frega niente, sono venuti lì e hanno detto cosa succede? E hanno preso in mano, era da ripulire tutto, eccetera, eccetera, e si sono messi a pulire. Ecco, altra cosa che aggiungo a questa. Bisogna, secondo me, un'amministrazione deve andare a cercare, intanto in ogni paese dovrebbe esserci un'associazione come la Vespa, pochi, o come lasciateci respirare, pochi che vanno, si interrogano, chiedono, rompono le scatole, anche peggio, tutte queste cose qua, ma anche l'amministrazione deve aprirsi, deve andare a cercare. Ci sono intellettualità in questo paese, ci sono persone di quel gruppo là, c'è gente, 2 che insegnano all'università adesso, altri che fanno gli insegnanti, un dirigente scolastico, un disegnatore di fama nazionale e che un suo libro vende in tutto il mondo. Perciò andare a cercare i ragazzi di adesso, andarli a coinvolgere, anche se non entrano dentro in comune, usare un paese piccolo come Battaglia, 3.800 abitanti, ci saranno politici seri, politici che si impegnano, sì, seri anche, ma poi il livello non è straordinario. Già vedo io a Firenze com'è il livello dei politici fiorentini, che è una città di 500.000 abitanti. Andare, aprirsi, coinvolgere, cercare chi può aiutare e cercare il cambiamento. In questo momento il cambiamento è necessario. Cito un grande scrittore che è qua dentro, Amitav Ghosh. Lui dice che non c'è nessuna possibilità di cambiamento. Lui è indiano, vede cosa sta succedendo in India, non c'è nessuna possibilità, secondo lui. Un altro, Jonathan Franzen ha detto basta, fermiamoci, lasciamo perdere perché tanto supereremo i 2 gradi, almeno salviamo le specie. Sapete quante specie si perde ogni giorno? Un numero eccezionale. Vi ricordate quando giravate in macchina e anche d'estate col tergicristallo dovevate mandare via gli insetti che si spiaccicavano? Provate ad andare adesso, sono scappati tutti questi insetti, sono rimaste solo le zanzare. L'unico, un altro, visto che siamo in biblioteca e che leggo tantissimo, Safran Foer, invece è l'unico che dice siamo ancora in tempo, però dobbiamo essere noi il cambiamento. Dal mio punto di vista non basta, perché il cambiamento deve essere fatto, però intanto io dico, come è successo quella volta che siamo riusciti a fare il porta a porta totale e quando è venuto qui Ercolini ha detto guardate che voi siete stati di ispirazione, perché io ho visto, guarda in Veneto, quanti comuni erano, 7-8 comuni, e in Lombardia cosa sta succedendo, e da lì lui è partito, adesso Capannori. Lui è stato premiato con quello che è l'alter ego del premio Nobel ambientalista in America per quello che fa sui rifiuti. Eppure ha detto, ho preso ispirazione dalla bassa padovana. Perciò c'è la possibilità. Bisogna mettersi assieme, secondo me, per fare questo cambiamento. Perciò ritorno alla tua domanda iniziale, può esserci ancora quella spinta di cambiamento, ma dobbiamo collaborare. Grazie.
Sì, no, forse l'unica possibilità di cambiamento è se tra le varie specie che scompaiono c'è anche quella umana. Non facciamo fuori da soli, no? No, allora, adesso ecco, abbiamo messo molti spunti. Torno a quello che dicevo prima, il Veneto che vediamo nei libri di fotografie non è che non esista, è un Veneto che è stato per secoli un Veneto stupendo, splendido, ammirato da fior di viaggiatori famosi. Qua diciamo quella bellissima idea che ha avuto Francesco Selmin, no? del parco letterario, Biden, eccetera. Ma vi dico il massimo, proprio come mi è capitato di rileggere Il viaggio in Italia di Goethe di recente, insomma Goethe e si riuscì a trovare bene perfino Rovigo. No, adesso un po' ma insomma sì, vabbè, insomma, Rovigo. No, ma per dire che è un Veneto che ha incontrato veramente l'ammirazione e che non è nato a caso, è nato per delle scelte continuate per secoli di sapiente gestione del paesaggio. Allora, la parola a voi, domande ma anche riflessioni vostre, l'opinione vostra su questo. Insulti di insulti citofonare Pedron. Mai problemi, anche stamattina. Posso? Volevo chiedere una cosa, anche spiegare. Allora, io vengo da una famiglia contadina, sono cresciuta in una famiglia proprio di contadini da vecchia data. Verso gli anni 70 anche gli agricoltori avevano contribuito e hanno contribuito come ad inquinare l'ambiente, perché io mi ricordo mio papà che era andato a farsi un patentino per dare l'acqua alle ditti e doveva usare la mascherina ed era un tesserino personale. Mia mamma in quegli anni lì sapeva del rischio un po', gliel'avevano detto, insomma, queste riunioni dove ha fatto questo corso. Mia mamma ha cominciato ad aver paura, tant'è che ha cominciato quando puliva i polli a trovare nel fegato, sapete che quando si uccidono gli animali di solito si guarda il fegato se è sano. Aveva cominciato a trovare dei grumoli di carne o il fegato che non era bello come doveva essere. Mia mamma ha cominciato a buttare via questi polli e li metteva nel letamaio. Lì mia mamma con gli anni, un po' alla volta, era anche sul periodo della menopausa, ha fatto una specie di fissazione perché mio papà continuava a dire ma no, non c'è niente, lei dove lavavano le botti dell'acqua, sciacquava, aveva paura di avvelenarci tutti. Ecco, io ho vissuto in quel periodo lì veramente un periodo che sapevo cos'era l'inquinamento, insomma, i veleni che davano in casa per le mosche, che pompavano i muri, davano l'acqua ai muri, ecco, DDT, insomma, ecco. Io volevo capire in che anno precisamente i contadini hanno cominciato ad inquinare l'ambiente. Raccogliamo gli interventi, poi rispondiamo. Mi chiamo Livio Dante, da Monselice, conterraneo, però qui vengo sempre qui, mi trovo benissimo, Battaglia è qualcosa di meraviglioso a livello proprio mentale. Vieni via la Monselice per sfuggire a... No, lo trovo anche a Monselice, no. È stato visto dal satellite la cava della Rocca, rossa a fuoco, di più anche, c'è anche le fiamme, da quanto inquinato c'era il laghetto, poi è stato chiuso perché sono annegato dei bambini, però non gliene frega niente di nessuno, impermeabile adesso, bellissimo, questo mi mancava. No, diciamo, lo sappiamo tutto, ci sono trovati ieri la riunione ad Abu Dhabi, i più grandi paesi del mondo, ma mancavano i più grandi inquinanti del mondo. Questo è il problema. Allora, come dice il Signore, l'impegno, noi piccolini
sentiamo la sensibilità, perché siamo ancora campagnoli. Veniamo dalla campagna, viviamo personalmente, uno sta a Mossese, 35 anni, no? Con 3 cimenterie che sbuffa, e dopo tutti i bambini che hanno problemi di respirazione e tutto. Non gliene frega niente a nessuno. Perché? Perché che sono il dio Scheo. Anzi, siamo il Veneto dei paesi di Schei, no? Ecco, siamo conosciuti per quello. Perciò è giusto le battaglie, è giusto che firma Monte Ortone e battaglie, perché se sarà Michelangelo come se sarà l'albergo e non fare un altro qua. Ma perché? Perché bisogna che continuamente, noi anzi stiamo sempre con gli occhi verdi. Perché? Perché ne porta via la terra, l'acqua e tutto il resto. Col PFAF, cosa è successo? Che va in prescrizione, non va in guerra nessuno. A 50 anni abbiamo inquinato tutte le acque, fino al Po, fino all'Adige. Quel veleno l'hanno ma non sparisce mica. Rimane tutto il terreno che sta inquinato. Bisogna scavarlo, di ripulirlo e ricominciare da nuovo. Ma costa non che sia un introito, che se sia un introito ti offre. Ti trovo il Cineplex. Cosa che hanno fatto il Cineplex? Miliardi per fare 10 cinema, tutti sullo stesso posto, e sarà tutti i cinema dei parrocchi attorno. Adesso che comincia il Corallo, per fortuna a livello privato, se sta funzionando il cinema di Monselice, sta facendo dei cineforum ed è sempre pieno di gente. Perché? Perché culturalmente la gente ha bisogno di cultura. E sull'inquinamento non ci stanno dando il mondo, i capi del mondo ci stanno dando un bel esempio. Perciò noi potremo fare le nostre battaglie quotidiane, ancora qui Sassi purtroppo. Qualcun altro che voleva fare qualche Io ti invito osservazione? solo, devo andare via, ti invito a Rovigo per cortesia. Non esiste stasera. Vengo. C'è la marcia 10. Grazie. Claudio, sembra un po' come probabilmente, perché effettivamente bisogna partire in alto dal discorso della terra di Dio. E allora mi collego al discorso della farfalla, delle farfalle, no? E in questi giorni leggevo un libro di un taoista del 400-500 a.C. e diceva: se strappi uno stelo di erba è tutto l'universo che ne soffre. È così, per avere un'idea di cosa si intende quando si parla di unità e di rispetto per tutto e per tutte le creature. È solo che sono utopie, ma non sono tanto utopie se lo dicevano già 400 anni prima di Cristo, non vi pare? Perché ti ridono dietro quando dici queste cose. Però c'è anche una bella novella di Pirandello che più o meno rispecchia un'idea del genere. Per cui a volte certe provocazioni, come accennavi anche tu prima, al gruppo antincendi boschivi. Mi ricordo che la prima riunione è stata fatta qui, in biblioteca, il primo gruppo del Veneto, e c'erano i responsabili della forestale, della regione, eccetera, eccetera, e c'era anche, non mi ricordo, un signor Gamba probabilmente si chiama, era il rappresentante del vescovo. E mi ricordo che a un certo momento ho detto: ma è giusto salvare il paesaggio dagli incendi, perché nel paesaggio c'è vita, ci sono animali, ci sono gli insetti, ci sono le volpi, non so, allora non c'erano i cinghiali. Comunque ho detto queste cose, vabbè, così per dire che bisogna salvare non solo l'uomo ma tutto l'insieme. E mi ricordo che un signor Gamba mi ha detto: insomma, dici anche i pisse adesso. Ecco, per dire, però adesso non fa più scandalo un discorso del genere. Però allora, capisci? Ecco, probabilmente il Papa non sarebbe della stessa idea di quel Monsignore, no? Vabbè, le cose cambiano, però cambiano molto lentamente rispetto alla corsa. Vabbè, questo è un altro discorso. Grazie. Prego. Se
salvare un filo d'erba vuol dire giustamente salvare tutta l'umanità, tutto l'universo. No, non importa. Volevo solo dire questo perché mi ha proprio smosso questo rospo che... Gli alberi de Moring. Avete fatto la strage in America. Come mai? Se volete salvare l'ambiente, come mai avete fatto la strage di tutti i baccari che c'erano? No, bagolari. Non tutti, 5. Sì, ma la come che se fosse in fondo in fondo della curva. Però rompevano le case, rompevano a me. No. Esatto, la difficoltà è quando poi ci si scontra col bene pubblico, col bene di tutti. Posso rispondere? E dobbiamo cercare di verificare. Su questo posso rispondere. Scusa, c'è un altro intervento, poi chiudiamo con l'intervento. Sì, grazie. Sono Carturano. Ne approfitto per l'occasione che io sono un fuori zona. Abbiate pazienza. Io sono stato il coordinatore di Salviamo Paesaggio per la provincia di Treviso. E quello che ho cercato di fare negli anni che furono dal 2010 in poi fino al 2019 praticamente era quella di far vedere che ci sono degli elementi comuni su tutta la regione, quelli che sono dei modi di gestire il territorio che sulla base dell'interesse finanziario essenzialmente, quindi dei problemi comuni. Recentemente ho dovuto abbandonare il progetto perché purtroppo poi si ha a che fare con le amministrazioni comunali e se fai un progetto come volontariato assieme alle amministrazioni, cambiano 2 amministrazioni e finisce il progetto. Ecco, quindi, allora il problema è essenzialmente di questo tipo. Attualmente, per cui sono qua, sull'esperienza che io ho avuto, io ho dovuto battagliare come direttore di parchi e come funzionario di pianificazione territoriale, con genio civile, consorzi di bonifica, con tecnici dei comuni. Allora, quello che sto cercando di fare, di avviare, grazie anche a Miazzi e alle associazioni di Monselice, volevo avviare assieme a loro un progetto di un centro di formazione permanente sulle problematiche ambientali sul Monte Ricco. Purtroppo l'amministrazione comunale di Monselice ha pensato bene di metterci in mezzo Sesa, che è un'altra roba, per cui allora Sesa e quelli che ci girano attorno, no? Per cui ci sono dei grossi problemi e chiediamo la massima collaborazione da parte delle amministrazioni comunali e delle associazioni su questo progetto perché è essenziale. È inutile che io ho cominciato nel 78 a fare pianificazione territoriale e la cosa che ho notato è il decadimento culturale dagli anni 80 in poi, per cui o noi lavoriamo sull'acculturamento, sulle modifiche dei comportamenti individuali e collettivi e si fa solo attraverso la formazione ai vari livelli. Allora questo è quello che cerco. Nei prossimi giorni spero che la Regione ci approvi il progetto, quindi nel 2024 dovremo lavorare assieme, amministrazioni comunali, università, eccetera, eccetera, per avviare questo progetto di partenariato. Ecco, quindi le amministrazioni saranno informate, il massimo di collaborazione da parte delle associazioni e di cittadinanza e degli operatori locali. Grazie. Scusate se intervengo, ma no, grazie, molto interessante. Allora, sui contadini rispondo io nel flash. Ho appena fatto un libro sulle tradizioni venete. Il Veneto è una città contadina e lo è stata per secoli fino all'altro ieri. Contadina che non è assolutamente, anzi con tantissimo rispetto, perché era basata su un triangolo sostanzialmente, Dio, terra, famiglia. Dio che affettuosamente veniva chiamato il parongrando, no? E la terra c'era il rispetto verso la terra perché era il sostentamento della famiglia, e se la famiglia intesa di 15-20 persone, no? Non aveva il rispetto della terra, si faceva del male da sola. Questo è andato avanti per secoli. Il momento in cui che lei chiede qua è quello che l'ha citato 2 o 3 volte Claudio prima. Nei primi anni 60 Pasolini scrive gli scritti corsari, che sono da rileggere, e denuncia il passaggio traumatico e rapidissimo da una civiltà contadina basata sul rispetto delle cose, della natura, della realtà,
ha una civiltà non industriale, ha una civiltà del consumo sfrenato, in cui anche gli agricoltori diventano per produzione, eccetera, eccetera. Sul resto vi do la parola brevemente per l'ora. Lasciamo perdere i bacolari. No, mi interessa invece, perché il problema è lo stesso che vivo anche dove ho sempre vissuto, quando ho abitato a Milano, a Firenze, eccetera. Il problema è che si piantano le piante con l'idea della bellezza o di una scelta, invece le piante hanno bisogno di determinati spazi, cioè in un marciapiede largo 1 metro non puoi piantare una pianta che va su 20-25 metri. Vicino a una casa non puoi piantare un certo tipo di piante, e poi ci sono piante più adatte, meno adatte. Come si fa a fare questo? E torno al discorso di prima, ripeto, per 2 anni abbiamo preparato un piano ambientale del verde, presentato al comune. L'amministrazione può farne quello che vuole, noi l'abbiamo presentato. Lì c'è scritto che in un determinato posto devi piantare una determinata pianta. Quando tagli, non si tagliano 50 piante di seguito perché risparmi. Prima scegli le piante più vecchie. Adesso per esempio, qua c'è Luca che è un esperto, i tigli di via, come si chiama? Via Colli, là secondo me ce ne sono un paio da tagliare, giusto Luca? Eppure sono piante bellissime. I platani qua fuori sono da potare adesso. Però tutto questo deve essere scritto, fatto, e secondo me anche sui privati, perché abbiamo via Battaglia dove i vecchi amministratori non hanno previsto né marciapiedi né alberature. Tutte le vie di là delle sbarre, di là del sottopasso, non hanno marciapiedi, perciò gli alberi grazie ai privati, perciò bisogna ragionare, e la profondità e il tipo di radici e tutte queste robe qua. Se sbagli a piantare una pianta, poi ti ritrovi che rompono i muretti, rompono le cose, allora devi tagliare, ma la colpa non è dell'albero, è di chi pianta le piante sbagliate. Perciò su tutto bisogna ragionare tanto prima, ma tanto. A un certo momento arriva tutti i prodotti chimici che dicono butta sti prodotti chimici e vedrai come cresce tutto e cambia tutto. Non so, fatevi una passeggiata, andate verso Val San Zibio, com'è cambiato il panorama. È bastato che Montecchio andasse in pensione e sono sparite le viti, tutto quanto, le strade, le viti, e lì cosa faranno? Cosa pianteranno? Asparagi. Perché? Perché asparagi porta Schei, visto che siamo qua dentro, Gian Antonio Stella scrive un bellissimo libro che si chiama Schei, cioè, vabbè, insomma sto invitando alla lettura Maurizio. Franco, se c'è sensibilità il mondo va bene, se non c'è sensibilità, come l'amore, stessa cosa, possiamo collegarlo anche, scusate se mi emoziono, anche a quello che è successo in altri ambiti. Se non c'è sensibilità non c'è amore, se non c'è amore vediamo le cose peggiori. E ve lo dico qua, non io, ma quel ragazzo là in fondo che ha 35 anni meno di me, finché c'è la Vespa a Battaglia, un albero, una strada, un metro, noi saremo lì. Che sia persone che pensiamo, perché adesso oggi il problema qual è? Che nell'87, nel 78, nel 71 i sensibili veri erano pochi, hanno influenzato un po' gli altri. Adesso tutti si dicono sensibili, e lo dice, vi daremo un foglio alla fine quando uscite, perché questa è la Vespa, e vi daremo un foglio con l'ultima, non è un'enciclica, quella che ha fatto il Papa, lo dice chiaramente, a parte che ci cita, perché parla di pungente, come si chiama? Pungiglione, perciò il Papa ci cita. Non ho questa impressione. Vedrai, lo dice che adesso tutti si dicono sensibili, si dicono tutti ambientalisti, ma non è questo, perché in questo momento per essere ambientalisti bisogna essere radicali. Francesco? No, adesso mi sa che abbiamo anche abusato, quindi non aggiungo altro se non il fatto che
avete aperto anche delle tematiche che meriterebbero un approfondimento. Allora, se da una parte c'è l'esasperazione, ad esempio citando l'uso degli anticrittogamici eccetera nelle culture, che arriva appunto negli anni 70, da una parte abbiamo l'esasperazione. Basta pensare alle colline del Prosecco, ai trattamenti delle Melinda, cioè stiamo parlando di 8, 10, 20, 30 trattamenti annuali di persone che non riescono più a vivere, che devono scappare da quei contesti. Esatto, quindi cioè, siamo veramente in una situazione di esasperazione. Dall'altra ci sono dei segnali, e l'ho trovato citato anche nella prefazione del libro. C'è anche un ritorno, come dire, un tentativo di ritorno, quindi dell'agricoltura biologica e che per esempio riprende anche l'uso delle stroppe che erano state dimenticate e abbandonate proprio per utilizzare quindi le stroppe come simbolo di resistenza, ma anche come simbolo di un messaggio, insomma, in avanti. Io chiudo perché ovviamente siamo qui anche per questo, per dirvi che non può mancare questo libro nella vostra biblioteca, perché racconta tutte le vostre storie, le nostre storie, e dall'altro può essere anche un messaggio importante per le nuove generazioni. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie alla vostra partecipazione. Concludo con una cosa riferita proprio a Battaglia, cioè si parlava prima di De Cresta, noi dobbiamo tutti quanti reimparare a gustare le piccole cose. E qua c'è un aneddoto che Franco conosce bene, era un amico suo che ci raccontava un giorno, immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, fame nera, e 2 o 3 amici riescono a trovare un bel po' di latte e una pagnotta delle patte. E quindi si trovano per banchettare insieme questa roba e uno fa per chiudere le finestre, le cose, no? E ha avverto che tutti guarda quanto che se godemo. Si godevano con pane e latte e allora era che aveva fatto la fame. Quindi torniamo, il mio invito è torniamo a goderci le piccole cose. Grazie, io vi invito solo a venire anche domenica a Battaglia per il mercatino di Natale lungo via Terme e ringrazio ancora i nostri relatori di questa sera, tutti tranne Claudio. No, scherzo. Grazie veramente a tutti, ci vediamo da gennaio per i venerdì culturali. Grazie ancora.